A distanza di poche settimane, gli agenti della squadra mobile di Venezia, coordinati dalla Procura del Tribunale dei Minori, hanno individuato il presunto autore della violenza sessuale a danno di una diciottenne avvenuta nel giardino della discoteca Molo 5 di Marghera nella notte tra il 19 e il 20 maggio. È un quindicenne del posto con numerosi precedenti penali commessi in concorso con coetanei, soprattutto reati contro il patrimonio. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia sporta dalla ragazza che si era presentata al pronto soccorso di Mestre e con i genitori aveva raccontato il fatto. A confermare la versione, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del locale che avevano inquadrato i momenti in cui i giovani si appartavano. Questa notte il quindicenne è stato arrestato e portato nel penitenziario di Treviso. Il Molo 5 resta chiuso come da provvedimento ordinato dal questore Masciopinto. Intanto il GIP del Tribunale dei Minori ha deciso di inasprire le misure cautelari dei due degli adolescenti coinvolti nell'operazione di contrasto alle baby gang. Il trevigiano, arrestato con 200 grammi di marijuana in casa, che inizialmente aveva avuto gli arresti domiciliari, è stato invece portato in comunità. L'altro, tra gli autori della tentata rapina a un bengalese per strada a Mestre, è stato invece trasferito dalla comunità al carcere. Il giudice ha deciso così per la cattiva condotta tenuta nella struttura d'accoglienza.